Nel giorno in cui dovevamo onorare sul campo Gigi Riva perché nella maglia c'era un numero 11 speciale, non riusciamo. Facciamo una brutta partita, specialmente un bruttissimo primo tempo col Torino. E voglio partire subito dal modulo. Ranieri sbaglia modulo. In campionato quest'anno abbiamo tante volte abbiamo iniziato con la difesa a 3, proprio con Dossena, Vietesca e Azidiakos, e il più delle volte, quasi sempre, correggetemi se sbaglio, non è mai andata bene. Difesa in difficoltà, errori su errori. Infatti, al primo tempo siamo in ritardo sulle seconde palle, giochiamo veramente una bruttissima partita. Il Torino, se non fosse per Scuffetta, avrebbe chiuso il primo tempo 4-5-0, perché Scuffetta ci salva in un paio di occasioni. Nel secondo tempo Ranieri capisce tante cose. Innanzitutto capisce che Nicolas Viola non può stare in panchina. L'unico giocatore con qualità in grado di avere un ottimo sinistro e servire le punte. Viola non può stare in panchina e ieri ce l'ha dimostrato, tra i migliori nel secondo tempo. E soprattutto non possiamo giocare né a 3 in difesa, perché Ranieri toglie Azidiakos ancora una volta non pervenuto e disastroso. Inserisce, capisce che Pratti non può fare il regista in coppia, ma è più bravo facendo il vertice basso da solo, quindi il regista da solo, in un centrocampo a 3. E soprattutto, ragazzi, le due punte, che sono fondamentali. Stiamo giocando in casa, la partita va cercata di vincere. Non possiamo sempre giocare sulla difensiva sperando di non prendere gol, anche perché non abbiamo una difesa così forte e inevitabilmente il gol si prende. Inserisce le due punte con Pavoletti e Petagna, nel secondo tempo qualcosa si vede, è un Cagliari totalmente diverso. Purtroppo non basta il grandissimo gol, il sinistro di Viola, che fa ricordare quel sinistro straordinario di Riva, che ripeto probabilmente avrebbe meritato un ricordo diverso sul campo, almeno punti che non riescono ad arrivare. Il Cagliari perde col Torino, ma perde non convincendo perché specialmente nel primo tempo non abbiamo giocato, dovevamo fare qualcosina di più e non è stato così. Errore di mister Ranieri, che sbaglia la formazione iniziale, forse sempre troppo attendista, non si osa più di tanto, e nel secondo tempo si vengono buttati dentro tutti gli attaccanti sperando nel miracolo. Ma ragazzi, con i miracoli è certo che non si rimane in Serie A, e questa è una cosa sicuramente da capire. Io continuo a sostenere il nostro mister, ma è giusto che Ranieri capisca che bisogna osare qualcosina di più, perché molto spesso non si può essere sempre così fortunati e non si può aspettare che avvengano i miracoli. Nel ricordo di Gigi Riva, ragazzi, mettete un like al video, commentiamo insieme la partita e ricordiamoci sempre: forza Cagliari.